Il copione è sempre lo stesso, invariato da anni. Il presidente di uno dei vari autoproclamati governi veneti, Albert Gardini, invia alla questura il preavviso di una processione in piazza San Marco il 25 aprile. L'autorità vieta la manifestazione e Gardini si presenta lo stesso, attorniato da un pugno di seguaci per farsi allegramente denunciare. Anche quest'anno la manifestazione ha subito il divieto del questore Vincenzo Roca e Gardini ha incassato la solidarietà del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Uno Stato che vieta la libertà di espressione e che mette addirittura in galera padri e madri che non hanno fatto male a nessuno è uno Stato di delinquenti. E quindi noi siamo vicini, al di là delle idee politiche, a tutti quelli che lottano pacificamente per la propria idea, soprattutto se questa idea è un'idea di indipendenza. Quindi i divieti non fanno che incentivare le battaglie, quindi sono assolutamente vicino a tutti i fratelli veneti, ai lombardi, ai sardi, ai siciliani che vogliono essere liberi in casa loro. Nessun divieto formale invece per il raduno spontaneo in piazza San Marco convocato per le 16 dello stesso 25 aprile tramite un passaparola in rete tra i venetisti e che si svolgerà nonostante i mal di pancia dell'Associazione Nazionale Partigiani e l'annunciata presenza di un centinaio di agenti delle forze dell'ordine.